Gruppi di armate tedesche arrivano uno dopo l'altro, lasciando in mani alleate centinaia di migliaia di prigionieri. La Germania è nel caos, molto peggio di quanto accadde alla fine della Prima Guerra Mondiale. Allora la parvenza di uno Stato tedesco con un regolare governo, un'amministrazione ancora in grado di funzionare, riuscì a sopravvivere alla catastrofe militare. Il Terzo Reich, invece, si va semplicemente dissolvendo nel nulla. Le interminabili colonne dei prigionieri tedeschi sono avviate verso le retrovie alleate per aggiungersi ai milioni di profughi civili in attesa di cibo, di acqua, di medicinali, di un alloggio. La resa di quello che fu il più potente esercito della storia è ormai una questione di ore. Intanto si avanzano varie ipotesi sulla sorte toccata all'ex Führer Adolfo Hitler. Quickly! Quickly! Signore, comunicazioni da M. Il primo contingente di prigionieri tedeschi sarà qui entro stasera. Sa già quanti sono? 3.000, signore. Forse di più. Grazie.
Ma che cosa sono? Latrine. Senti che puzza. Ci vorrà DDT a tonnellate. Sono celle di segregazione, George. Quanto darei per vederli al lavoro su un paio di quei porci tedeschi. Un gusto che non ti leverai. Noi non facciamo queste cose. Fate sparire quella roba. Sì, signore. Vestito? Non faccio più pazzo. Ho fame. Non ci arriveremo mai a casa. Mai. Non ce la faremo mai. 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 Che gloriosa carriera. Promosso carceriere per meriti speciali. Tenente Carlyle, signore. Sottotenente Renier, signore. Sono l'ufficiale medico assegnato al campo. Ah, bene. Avrà da fare qui. Allora, che cosa aspetta, Gleason? Non fateli ammucchiare qui fuori. Mandateli alle baracche. Sì, signore. Ma lei? E non voglio nessuno in giro stasera. Come on! Follow me! Signore, mi scusi, il generale Stoffel, non ho capito bene il nome, vuole parlare con il comandante del campo. Vuole parlare col comandante del campo. Mandali dentro con gli altri. Ascolterò il generale quando avrò tempo. Domani, forse. Alle baracche! Get to the barracks! To the barracks! All to the barracks! Che
Che gli diamo da mangiare? Beh, i camion non sono ancora arrivati. Per questa sera salteranno. Tutto qui. Dì, hai segnato una cassa di whisky in più. Mi fai sgobbare anche di notte. Credi che lo faccio perché mi sei simpatico? Ma che vuoi? Che segni una cassa di whisky in più anche per me. Brutto fesso. Siamo pronti, caporale! Vieni un po' qua. Un momento. Ehi, camerati, sveglia! Portali al campo questi due. Sono soldati tedeschi. Soldati. Guardia Marina Bruno Grauer. Caporale Rainer Schulz, dei Volksgrenadieren, 284 Reggimento, seconda compagnia, settima... Disertori. Si sono presentati qui affamati. Non ho mai visto mangiare tanto. Una pistola. Via questa maledetta luce! Turn the lights away! Come on, turn them away! Nessuno ha pensato a perquisirli. Potrebbero avere addosso un arsenale. Non c'è stato tempo, signore. Come sarebbe non c'è stato tempo? Fatelo adesso. Adesso? Subito, è troppo stanco, tenente. Sergente, perquisizione immediata di tutte le baracche. Sì, signore! Grayson, baracca per baracca. Voglio tutti fuori, spogliati e perquisiti. Uno per uno, capito? Sì, signore. Bene, muovetevi allora. Yes, sir. Follow me. Portatelo via. All on the lorry! Get out! Everybody, help! Single file! Sit down! Sit down! Get out, quick! All right, you strip down! Strip down, I say! Everybody outside! Get outside of me! Good guy! Good guy! Move together! Hurry up! Gli ufficiali, signore. Gli ufficiali? Gli ufficiali tedeschi, signore, rifiutano di spogliarsi e farsi perquisire. Come sarebbe? Rifiutano. Va avanti. Sì. Segui la gente.
Colonnello von Bleicher. Sono l'ufficiale di grado più alto. Ora. Maggiore Brandt. Capitano Bosch. Capitano Werner. Tenente Stern. Tenente Vascher. Capitano Miller. Ho dato ordine per una perquisizione delle baracche e degli uomini. E quest'ordine include le vostre persone. Non abbiamo altre armi, capitano. Nessuna eccezione, colonnello. Le do la mia parola di ufficiale. Spiacente. Capitano, mi permetto di ricordarle che è nostro diritto essere perquisiti da un ufficiale. Tenente Romney, vuole occuparsene lei, per favore? Ma che cavolo succede? Bisogna scaricare in fretta, chiama gli altri. Quali altri, caporale? Gli altri? Tutti gli addetti ai servizi devono rafforzare i turni di guardia. Mi dispiace. Porca miseria. Mi servirebbero 10 uomini. Ne chiedo 8, con la speranza di averne 7, me ne danno 6 e appena giro le spalle mi levano anche quelli. Mi date una mano voi? Noi siamo autisti, quello che ci spetta l'abbiamo fatto. Buon lavoro, Jelinek. Andiamo a Nanna. Dormite, dormite, poi tornate al magazzino a chiedermi un favore. Brutti figli di cagna. Ah, ecco chi mi aiuta. Bravi ragazzi. Il magazzino è là dietro a destra. Bravi, là dietro. Everybody barracks! Un momento, Trevor, senti. Mi hanno consegnato 2 tedeschi giù al deposito. Disertori o roba del genere. Sono in abiti civili, eccoli là. E lo dici a me? Mandali alle baracche con gli altri. No, non hai capito. Io vorrei tenerli con me per un giorno o 2. Ho bisogno di aiuto io. Qui non ce la faccio più. Andiamo. Dillo a lei, ma non chiedere l'autorizzazione a me. Io non voglio saperne niente. Ehi, Non Trevor, mi interessa. aspetta! Dai, dai. Anche la pioggia. Accidenti. Mi sento tutto rotto, a pezzi. Hai dato un'occhiata ai nostri amici di là. Stanotte quelli dormono in un palmo di fango. Sì. Poteva andare peggio, te lo dico io. Questa cuccia al caldo dobbiamo tenercela stretta. E dopo? A casa, Schultz. Ci pensi? Sembra quasi impossibile. Ma che cos'hai? Di un po'. Non parli mai, non ridi mai. Vorrei tanto sapere che c'è da ridere. Già. Ma guarda che tempo. Ecco, qui c'è da cambiarvi. Sapone, pennello e la mitte.
Sveglia alle 5, pronti alle 5:30. E zio Gelli vi dà la buonanotte. Ehi, caporale, grazie. È a buon rendere nella terza guerra mondiale. Chi ha autorizzato il vostro tentativo di fuga? Nessuno, signore. Noi abbiamo pensato chissà quanto tempo. Volevamo solo andare a casa. Non mi interessano le vostre ragioni! Il comando di questo campo è il solo che può decidere se e quando sia opportuno un tentativo di evasione e chi può compierlo. Questo è chiaro? Sì, signore. Il vostro stupido gesto avrebbe reso più difficile la posizione di tutti i camerati. Non ci avete pensato? Vero? No, signore. Soldati, questo serve a ricordarvi che anche in questo posto, anche in questo drammatico momento, voi continuate sempre a far parte della Wehrmacht. Nessuno di voi può concludere ora una pace privata. In questo momento il nostro senso di disciplina deve essere più saldo. Il nostro attaccamento al dovere deve essere assoluto. Cantate! Cantate tutti! Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Eins von 100.000 kleine Bienelein wird und schreibt Erika. Der Herz ist voller Süßigkeit. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Canta. Und das heißt
Fuori tutti! C'è bisogno di tutti, presto! Non restate qui, fuori, coraggio! Tutti quanti fuori! Largo! Fate largo! Indietro! Tutti! Faccio vedere tutti al muro! Indietro! Un coro innocente, capitano. I suoi uomini invece hanno fatto uso delle armi. E tutto ciò è inconcepibile, è in palese contrasto con le norme internazionali sul trattamento dei prigionieri di guerra. Non eravate autorizzati. Occorre un'autorizzazione per cantare un inno militare. Lei non vuole capirmi, colonnello. Vi siete radunati senza permesso. Finora non c'è stata imposta alcuna limitazione alla libertà di movimento nella cerchia del campo. Se però lei vorrà stabilire con me una proposta di regolamento, sarò lieto di discutere. Non ho alcuna intenzione di discutere con lei, colonnello. Sono costretto ad insistere. Ci sono molti aspetti circa le condizioni del campo sui quali avevo già deciso di richiamare la sua... Mi faccia avere un elenco dettagliato di richieste e vedrò cosa posso fare. L'elenco è già pronto, capitano. Calce viva, ramazze, attrezzi da falegname, disinfettante, medicinali, ago e filo. Un soldato che trascuri lo stato della propria divisa è un cattivo soldato. Lei sarà d'accordo su questo, capitano? Sì. Sì, certamente. Si capisce, sono d'accordo per ago e filo. Bene. Il mio ufficiale medico verrà da voi entro domani mattina per rendersi conto delle necessità. Il mio ufficiale medico ha già provveduto a organizzare un'infermeria di emergenza in una baracca. Quello che ci occorre sono medicinali e brandine. Il comando canadese è il solo responsabile delle condizioni sanitarie del campo. Domani mattina riceverete la visita del mio ufficiale medico. Buon odore. Che tabacco è? Ehi, amico, non te ne andare, per favore. Continua a fumare qui vicino. Vieni. Vieni, su. Che vuoi? L'odore. Fammi almeno sentire l'odore. Manda il fumo da questa parte. Sono 3 settimane che vado avanti con paglia, erba secca, cic, carta. Ti prego. Aspetta. Grazie, amico. Ma con che accento? Ehi, Schultz! Che c'è? Ma che ci fai? Non posso neanche fumare una sigaretta in pace? Ma che fumare, pezzo di idiota? Corri, il capo ha bisogno di noi. Muoviti. Ehi, sei tu che ti chiami Schultz? Allora sei tedesco. Ehi, Schultz! Che ci fai lì? Presto, non fatemi aspettare. Sì, arriviamo. Non farlo arrabbiare. Dai, salta su.
E lei vorrebbe farmi credere che queste ferite sono state causate da filo spinato? Ma certo. Guardi che ho visto molte ferite causate da filo spinato. Sono assai diverse. Schroeder. Comandi. Come si è procurato quelle ferite? Sul filo spinato della rete di recinzione, signore. Tentavo di evadere con il caporale Oberg e 4 uomini. Come vede, tenente. Landsgemeinschaft, Lot 23, die Präsidentin zur zweiten Korporalschaft. Ich wiederhole. Landsgemeinschaft, Lot 23, die Geräte zur zweiten Korporalschaft. Devo ringraziarla, capitano. Come avrà visto, facciamo buon uso di quanto ci ha fornito. L'ozio genera la riflessione e la riflessione genera l'indisciplina. Vero, capitano? Già. Che c'è, Renier? Capitano, lei era informato di un tentativo di evasione compiuto l'altra notte da 6 uomini? Ho dato ordine di sventarlo. Quegli uomini sono stati regolarmente puniti. Per l'esattezza sono stati frustati. Ma con quale? Tutti i reparti internati in questo campo osservano il regolamento della Wehrmacht. Il tenente certamente si sbaglia. Colonnello, esigo che questo non si ripeta mai più, in nessuna circostanza. Nessun tentativo di evasione verrà più compiuto in questo campo. Glielo assicuro, capitano. Capitano, vorrei avvertire il comando canadese che stiamo preparando l'elenco dettagliato degli internati. Nome, grado e numero di matricola. Questo nell'eventualità che sia possibile darne comunicazione alle famiglie in Germania. Come lei forse immagina, tenente, le comunicazioni con la Germania non sono perfette. Ogni cosa a suo tempo, Waschel. Forse è più facile ottenere dalla cortesia di questi signori un pallone da football. Football? Vede, tenente, è un gioco molto praticato in Germania. Che ne direbbe, capitano, di un incontro fra le rappresentative canadese e tedesche? Un incontro c'è già stato, mi pare. E abbiamo vinto noi. Ehi! Ehi! Prendete! È per voi! Ma che diavolo fai, Grauber? Ho campato delle loro elemosina per 8 mesi, caporale. Volevo ricambiare la cortesia. 8 mesi? Vuoi dire che hai mollato la divisa 8 mesi fa? Già, hai capito quanto tempo ho aspettato. Ce ne avete messo, eh? Perché non ce l'hai fatto sapere prima? Se tutti i tedeschi erano come te, ora stavo già a casa. Ehi, e tu ragazzino, quando hai disertato? Io non ho disertato, io ho perso contatto. Contatto con il mio reparto. Non sono un disertore. Io amo la guerra, signore. Ogni mattina mamma mi nutriva di pane e di guerra. Per questo sono così bella e forte, signore. Heil Hitler! Smettila! Donne! Ehi! Ferma, ferma! Ah, ferma. tanto non ci stanno. Ti faccio vedere io come si rastrella un gruppo di civili. Indietro, indietro! Avanti adesso, avanti! Ehi, vuoi un passaggio? No, grazie, abito qui vicino. E tu? Non posso, devo andare a casa. Ma vi ci portiamo noi dopo. Avete una sigaretta, per favore?
Ah, grazie. Ma come? Tutte quante? Sì. No. Ma sì, ne abbiamo altre lì sopra. Sì, zio Gelli ha detto sì, ti daremo le sigarette e un passaggio. Ma lo sai che hai dei begli occhi? Eh? Ah! Io mi chiamo Jelinek, e tu? Giorgia. 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 Oh! Monta, caporale. Il camion chi lo porta? Lo porto io. Credi di saper guidare solo tu? Anche i ruffiani. Senti, vuoi tornare a casa sì o no? Cosa credi? Di averla vinta tu la guerra? Cioccolata, ce n'è ancora? Sì, subito! Giorgia, per te. Ma è troppo. Grazie. Sono canadesi anche loro? Ciao. Ciao. Perché non ci vediamo domani? Potrei portare anche 2 miei amiche. Sono molto carine. Lavorano con me. Beh, certo. Ma sicuro, certo che le devi portare. Arrivederci. Allora ci vediamo domani, Giorgia. Ciao. Ehi, canadesi, andiamo. Dai, monta! La 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 Buonasera, signori. Signore. Buona idea, sergente. Questa sì che riscalda. Non potevi sbrigare tu i nostri ospiti, Romney? Non parlano con me. Non idoneo gerarchicamente. Solo col comandante del campo. Allora, che novità ci sono, signori? Permette, capitano? Ecco l'elenco promesso. Visto? Meno di 20 fazzole. D'accordo. Allora ho perso. 2727 uomini e 53 ufficiali. Ci siamo permessi di tenerne una copia presso il nostro ufficio matricola per eventuali riscontri e aggiornamenti. Mi scusi. Sergente, controlli nome per nome. Subito, capitano. Questo lavoro doveva farlo lei. Sì, signore. Temo che dovrete stare un po' più stretti del previsto. Perché, capitano? Mi è stato annunciato l'arrivo in settimana di altri gruppi di prigionieri. Posso chiedere un chiarimento a questi signori? I signori saranno ben lieti di rispondere a tutte le sue domande, sergente. Vorrei sapere se i 2 prigionieri tedeschi addetti alle cucine sono inclusi nell'elenco. Ma è la prima volta che ne sento parlare. È sicuro che siano militari tedeschi, sergente? Era al corrente di questa storia, capitano. Adesso zitti e buoni, ragazzi. Presto al comando. Rogne? È per questi 2.
Avanti. Ridagli le divise e presentati immediatamente al capitano. Veramente non avevano divisa quando si sono consegnati, signore. Si sono offerti spontaneamente, allora io ho pensato... Smetti di pensare, Jelinek, e fa come ti ho detto. Signor sì. Eravamo sistemati bene di là, vero, i tre Ryugen? Scommetto che tu sei contento di tornare nel gregge. Beh! Polizia militare qui dentro. Ci deve essere qualche matto da queste parti. Nome, grado e reparto. Caporale Rainer Schulz, 284 Reggimento Volksgrenadieren, seconda compagnia. Stai sull'attenti mentre ti interrogo. Luogo e data di nascita. Hassel, 3 febbraio 1928. Devi dire signore quando rispondi, Schulz. Sì, signore. Data di arruolamento? 12 ottobre 44, signore. Volontario. Razza? Ariana, signore. Guardia Marina Bruno Grauber, terza divisione difesa costiera, terzo reggimento, 10ª compagnia. Nato a Brema, il 26 dicembre 1920, arruolamento 10 gennaio 1939, di leva. Razza ariana. Un momento. Il maggiore Brandt deve farvi delle domande. Non le vedo addosso la divisa di Guardia Marina. A seguito di quale situazione bellica, in che data e località si è separato dalla sua divisa? Non me lo ricordo. Proprio non me lo ricordo. Davvero? Metta a verbale anche questo. E lei, caporale Schulz, quando ha abbandonato la sua divisa? È stato durante un'azione di retroguardia. Ho perso contatto col reparto per cause indipendenti dalla mia volontà. Signore, abbiamo incendiato una fattoria e dopo... Mi racconti della sua divisa, caporale. È stato per sfuggire più facilmente alla cattura del nemico. Ma guarda, ed è stato per sfuggire più facilmente alla cattura del nemico che si è consegnata adesso. Quando esattamente? 3 giorni fa, signore. Il guardia marina Grauber e io abbiamo fatto di tutto per evitarlo, ma morivamo di fame. Conosce l'ordine diramato il 5 marzo dal generale Blaskowitz? Tutti i soldati incontrati lontano dalle loro unità che affermino di essere degli sbandati saranno processati come disertori e puniti secondo le leggi di guerra. È sulla base di tale ordinanza e da quanto è risultato da questo interrogatorio che ritengo di dovervi deferire al giudizio di una corte marziale per il reato di diserzione. Avete niente da aggiungere? L'istruttoria è chiusa. Sì, io ho qualcosa da aggiungere. Istruttoria. Corte marziale. Ma dove? Qui dentro?
Pazzi, imbecilli, io vi spacco la testa! Idioti, bastardi! Non ride! La guerra è finita! No! È finita! Non sono un disertore! La guerra è finita! Non sono un disertore! La guerra è finita! La guerra è finita! La guerra è finita! È finita! È finita! La guerra è finita! La guerra è finita! La guerra è finita! È finita! Malley. Comandi! Se non mi dà una mano ci metto le radici in questi stivali. Subito, signore. La guerra è finita! Coraggio, Schultz! Grida anche tu! La guerra è finita! Basta! Basta! Non dovevo darti retta. Non dovevo darti retta. Non crederai a questa pagliacciata, vero? Domani ci penso io. Vedrai. Bastardi. Maledetti buffoni. Ehi, Schultz. Che ti prende? Sei diventato matto. Ho freddo. Ho freddo. Mi metterò a rapporto coi canadesi. Sono loro che comandano qua dentro. Mi metterò a rapporto coi canadesi! Comandano loro qua dentro! Ciao, Erwin! Salve, Erwin! Imboscata! Come va? Come stai? Ma guarda, salve Marte! Sei pure ingrassato, eh? Ora vedrai! Hai visto qua? Ah, Che meraviglia, accomodatevi. ragazzi! Sono anch'io. Come stai, Come sono? Che roba! Ehi, dove le hai nascoste le ragazze, Ma che cosa hai portato? Guarda! Autentica vodka russa. Dono personale del generale Malinowski. Tu, Miller, non hai diritto di fare domande. Bevi, strozzati, ma non parlare. Non ti è permesso prendere i bicchieri. Ditegli chi ha pensato per primo a stanare questo imboscato. Tu! Già, io. Signori, alla pace. Alla pace! Alla pace. Alla pace, Cirio. Questo ti fa crescere i peli sul petto. Ragazzi, come all'accademia. Sì. E qui che c'è? Top secret. Via! Lascia stare. Ufficiale cadetto seduto! E subito! Agli ordini. Maggiore McDonald a rapporto! Bollettino delle novità. Cominciamo dalla più piccola, se non le dispiace. Credevi, traditore, che ci avessero sepolto sotto un palmo di terra laggiù nella selva nera. E invece, eccoci qui, vivi, vegeti e gloriosi. E promossi, brutali. Dammi tempo, fammi parlare. Sono io che devo riferire. Ora lui è stato promosso per una gloriosa ferita al braccio. Tutte balle. Silenzio! Riportata cadendo dalle scale del comando in una serata come questa.
Invece noi due siamo stati promossi perché cavolo siamo stati promossi? Per simpatia, ci siamo lavorato il generale Snow. Ma e non come capisco no? perché abbiate fatto dei chilometri soltanto per dirmelo. Dietro, Uno, due. Non sei contento di sentire questa notizia? Con la nostra promozione la vecchia Europa non ha più nulla da temere. E adesso congratulati con noi, capitano canadese cacone, hai capito? O ti giochiamo qualche brutto scherzo? Avanti, se non vuoi finire in galera. In galera ci sono già. Oh, è geloso, non vuole congratularsi con noi. Buon capitano. Ma quello che non sai, che non sa ancora nessuno, e su cui dovrai mantenere il più stretto segreto militare, è che la pace è solo questione di ore. Old soldiers never die, never die, never die. Old soldiers never die. La 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 la. Old soldiers never die, never die. Le ho viste io. Ho visto un paio di zin presidenziali con le 4 stellette sulle bandierine. E dentro un generale della Wehrmacht portato dai russi. Poi, in tutta fretta, è arrivato Bellew Smith, l'ufficiale addetto alle firme, in grande segreto. Forse a quest'ora è già fatta. I problemi arriveranno dopo. La Germania. 80 milioni di persone, o almeno quello che ne resta. Che ne facciamo di loro? E le divisioni corazzate sovietiche a Vienna e a Berlino? E se ci dessero l'ordine di continuare ad avanzare? Monsieur, changez l'ennemi, en avant! Beh, ma che diavolo vi prende adesso? Che ho detto? Non parlate più. Faremo quello che ci viene ordinato. En avant! Canadesi! Canadesi! Siamo qua! Seguitemi! Canadesi! Presto! Apriteci! Vi hanno già sbattuto lì dentro. Niente da fare senza chiave. Spacca tutto, che ci vuole? Divieto assoluto di danneggiare le installazioni salvo motivi gravissimi. È il regolamento. Tieni, vuoi una sigaretta? Non fumo. Ehi, sergente. Devo mettermi a rapporto col tuo comandante. Sul serio. È inutile. Ordine tassativo. Queste rogne dovete grattarvele tra voi. Ma sei di ronda, devi riferire. Che cosa c'è? Avanti, sbrigati. L'altro l'hanno messo qui per spiarmi. Devo parlare sottovoce. Vieni più vicino. Senti, io so certe cose che loro vogliono sapere. Sono dei segreti, capito? Ti spacco la testa! Adesso i motivi gravi ce li hai per spaccare la serratura! Va a chiamare gli altri! Fai il tuo dovere, sergente! Per me lì dentro ci puoi crepare! Abbiamo la deposizione giurata del caporale, quel Jelinek, circa la data. E si sono consegnati senza divisa. Bene, nessun dubbio che si tratti di diserzione. A 10 passi di intervallo. Di corsa! Di corsa! Ho protestato contro queste offensive misure di sicurezza. Invece, Maggiore, va benissimo. È come se collaborassero.
Ciò può costituire un importante precedente. Certo, colonnello. Perfetto. Vogliamo dire una cosa, colonnello. Trattateli come meritano. Ci penseremo noi dopo. Non sopporterò alcuna intemperanza. I lavori di questa corte marziale devono procedere in un clima di ordine e di disciplina, nel pieno rispetto del codice penale militare. Questo è un processo, non un linciaggio. Sono un po' nervosi, ma è tutto sotto controllo. Bene. Dammi la mano. Grazie. Non hai notato niente da stamattina? No, perché? Per Dio. Hai ragione. Niente aerei. Che vorrà dire? Forse vuol dire la pace. Non sei contento? Ma certo, molto contento. Dimmi, Giorgio, cosa facevi prima? Prima della guerra? L'architetto. E ricordatelo, se un giorno vorrai costruirti una bella casetta. Beh, dovrai aspettare che diventi generale. Ci vorrà molto di più, temo, in tempo di pace. Vado a telefonare al quartier generale, vedo se riesco a farli parlare. Poi ti faccio sapere, eh? Tienili d'occhio. L'accusa specifica quanto segue. I nominati Rainer Schulz e Bruno Grauber, entrambi appartenenti alle forze di guerra germaniche, hanno di propria iniziativa abbandonato i rispettivi reparti. Si sono in seguito disfatti delle armi e della divisa che la patria aveva loro affidato e si sono sottratti al combattimento, indossando abiti borghesi. Infine, con un atto di estrema viltà e tradimento, si sono consegnati alle truppe nemiche, giungendo fino a offrirsi volontariamente di servire in un reparto dell'esercito canadese allo scopo di ottenerne in cambio meschini vantaggi personali. Si assume inoltre che tali atti siano stati compiuti prima del 4 maggio, data in cui l'alto comando tedesco emanava disposizioni generali per la resa dei reparti che si fossero trovati in difficoltà tattiche insostenibili. Gli imputati hanno qualcosa da dire? Certo che ho qualcosa da dire. Io ci cago sopra a questa pagliacciata. Voi credete ancora di poter dare degli ordini? Di trasformare questo campo in una caserma? La guerra è finita. È finita! Questo è un campo di prigionia. Siete straccioni come me. Con la differenza che io sono borghese. Guardatemi, guardatelo il mio vestito. E a me, sull'attenti, non mi ci mettete più. Siete voi che dovete stare attenti. Vi ho guardato bene tutti quanti. Me ne ricordo le vostre facce, una per una. E quando saremo a casa vi verrò a pescare, uno per uno. Giuro che la pagherete questa, buffoni, bastardi, bigliardi. Marabutti, figli di puttana. E lei? Non sono un disertore. Tenente. Cosa c'è, Manley?
Più tardi, tutti a rapporto dal capitano comandante. Più tardi? Quando? Appena finito qui, signore. Cose grosse. E questi buffoni che la fanno così lunga? Questo processo si svolge in condizioni eccezionali ed è impossibile per la difesa acquisire tutti gli elementi necessari per lo svolgimento del suo compito. Pertanto devo rimettermi al giudizio della Corte. La candela, Vaschel. Esaminati gli atti del processo, la Corte qui riunita riconosce gli imputati Bruno Grauber e Rainer Schulz colpevoli del reato di cui sono imputati e li condanna alla pena di morte mediante fucilazione. Siete una massa di buffoni! Non disertore! I buffoni! Avete sbagliato! Avete sbagliato! Avete sbagliato! Fate largo, largo! Indietro! State indietro! Indietro, indietro! Allora, ragazzi, il capitano ci vuole! Cose grosse! Su, muoviamoci! I canadesi! Ehi, caporale! Ehi! Ehi, tu, condannato a morte! Non li senti? Rispondimi, pezzo! Sai perché cantano i canadesi? Perché avevo ragione io! La guerra è finita! Cosa ci vuoi scommettere? Tutti a casa a bere birra e fottere ragazze! Tutti borghesi! E quel fanatico lassù, se me lo trovo davanti da borghese, giuro che lo rompo. Quant'è vero che mi chiamo Bruno Grauber. Io lo massacro. Grazie, signore. Grazie. Puoi farlo passare. Subito, signore. Colonnello? Buongiorno. Come vede, sono di partenza. Si tratta di una questione delicata, capitano. Non le porterà via molto tempo.
Malley, assicurati che la jeep sia pronta e aspettami giù. Sì, signore. Mi dica, colonnello. La corte marziale da me presieduta ha emesso stanotte una sentenza di condanna a morte contro i 2 disertori Grauber e Schultz. Lo so. Bene, capitano. Ma non possiamo armare un plotone d'esecuzione senza fucili. E allora? E allora li chiedo a lei, capitano. Parlare di garanzia potrebbe sembrare ridicolo, quasi offensivo tra soldati. Comunque le do la mia parola d'onore che le armi non verranno. Colonnello! Ma chi dice che voi tedeschi non abbiate il senso dell'umorismo? Noi dobbiamo assolutamente eseguire la sentenza, capitano. C'è un generale che mi aspetta e non intendo far tardi. Open the gate! Capitano, lei non può umiliare con un rifiuto il prestigio di una corte militare. Mi ascolti, non sta a lei dirmi quello che posso e che non posso fare. Perché no? Io sono un soldato come lei e in quello che ha deciso la corte la guerra non c'entra. Ah no? No. La mia condizione di sconfitto e la sua di vincitore sono estranee a questo caso. È solo una questione di principio. E lei viene a parlare a me di principi. Un uomo che ha servito Hitler parla di principi. Capitano, come le ho già detto prima, io sono un soldato, lei è un soldato. Mi usi la cortesia di non mettersi a fare della politica. Questa esecuzione è necessaria. Serve a ristabilire in questo campo l'autorità e l'ordine, a cui lei e io siamo ugualmente interessati, capitano. Ora lei ascolti me, Bleicher. Finché si è trattato di disinfettare, di ripulire il campo, riattaccare bottoni, viva la vostra organizzazione. Ma ora volete ricominciare a sparare e addirittura con le nostre armi. Sarò di ritorno prima di sera. Niente fucili, colonnello. E in questa festosa occasione la città di Yemen è veramente felice, onorata e fiera di salutare in lei, generale Snow, il simbolo, il rappresentante di tutte le truppe, di tutte le uniformi, di tutte le nazioni che hanno combattuto per ridare al nostro paese martoriato e al mondo libertà e speranza e nuova fiducia nel destino dell'umanità. Perdonatemi se risponderò a una così calda e generosa accoglienza con poche parole. Ma sono un soldato e noi soldati, come sapete, siamo più abituati ai fatti che alle parole. Voglio solo augurarmi con voi che la più terribile di tutte le guerre sia stata anche l'ultima di tutte le guerre e che tanti orrori possano servire come una lezione duratura e indimenticabile. Grazie generale. La guerra è durata tanto, un incubo terribile, ma è finita. Ora è tutto finito. Scusatemi, ma il tempo è un tiranno davvero spietato con noi. Dovrei già essere a 200 chilometri da qui. Serberò sempre un ricordo incancellabile di questa cerimonia. Generale Snow! Signor generale! Ma come? Eri anche tu là dentro? Non ti ho visto. Sì. Dove ti eri Sì, nascosto? ero giù in fondo al salone. Forse questo non è il momento, generale, ma volevo approfittare dell'occasione per chiederle se può trasferirmi, signore. E dove ti trasferisco? Non ho mica più un fronte sul quale mandarti a crepare da eroe. Fare il carceriere non ti piace, lo vedo. Ma il tuo in fondo è ancora un incarico di guerra. Tu hai di fronte quei maledetti crucchi. Io invece ho a che fare coi culi molli. Quasi ti invidio, è così. Ho scoperto che la pace è più dura della guerra.
Credimi, figliolo, credimi. Diglielo tu, Laurier, che razza di programma ci aspetta. Commissione per la ricognizione e necessità primaria dei paesi liberati. Il giro di Belgio e Olanda in una settimana. E in ogni città, delegazioni da ricevere, cerimonie, discorsi. Ah. C'è forse qualcosa che non va al tuo campo? No, generale, va tutto bene. È solo che... Solo che? Beh, non è molto chiaro che tipo di rapporti si debbano... si debbano stabilire d'ora in poi con i Che prigionieri. tipo di rapporti vuoi stabilire? Hanno perso la guerra. Non se lo dimentichino. E anche tu non devi scordarlo. Già, dov'è il problema? Scusi se l'ho disturbata. Nessun disturbo, mio caro. Peccato vederci così in fretta, ma ci sentiremo presto. Avrò qualche cosa da dirti. Vero, Laurier? Una grossa sorpresa. Ferma un momento. Ma che diavolo succede laggiù? Andiamo. Hanno incominciato appena sei andato via. Non so perché. Io lo so. Signore? Ah, sì. Portali di là. Bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Raddoppi i turni di guardia. Tutta la guarnigione in stato d'allarme. Vado a dormire. Buonanotte, signore. Grauber, Che c'è? hai detto che quando siamo fuori da questo pasticcio gli vai a spaccare la faccia a quello là, vero? Ma certo che lo farò. A lui e a tutti quei maiali che gli stanno vicino. Bene, io ti darò una mano. Bravo, mi facevi una rabbia quando ti calavi i pantaloni davanti a quel branco di pagliacci. Lo so. Ma mi fanno paura. Non ti preoccupare. Succedeva anche a me. Ma ora sono guarito. Anche Anche? le donne, Grauber. Sono uno scemo anche con loro. Divento sentimentale e non combino mai niente. Da retta allo zio Bruno. C'è una regola con le donne. Mena la mano dove va l'occhio
E appresso la mano mena il... Achtung! Aufstehen! Schnell raus! Alle raufstehen! Alle raus! Zweite Gruppe! Auf die Plätze! Wechseln! Alle anderen! Bene. Tutto come al solito, ci siamo capiti? Fate conto di essere sordi. Finiremo per diventarlo sul serio. Che hai detto? Niente. Hanno rifiutato il rancio oggi, che si fa? Ripresentateglielo stasera. Sono organizzati, fanno i turni, andranno avanti in eterno. Vedremo chi è capace di fare più rumore. Al posto tuo informerei il comando. Il comando qui sono io. Mettitelo bene in testa! Voi due correte all'altro cancello. Fate presto. Stanno arrivando. Guarda. Quick, open the gate! Dagli il megafono, sergente. Gli dica di smetterla immediatamente e di rientrare nelle baracche. Mi dia quei fucili, capitano. È un ordine, colonnello. Lei mi dia quei fucili. Sergente Trevor! Mi faccia riportare alla mia baracca, capitano. Lei è agli arresti. Vuole andare in cella con le sue gambe o devo farla trasportare? È una violazione delle convenzioni sui prigionieri. Non mi faccia ridere, colonnello. Allora farò un rapporto. Molto bene, lo faccia. Lo leggerò con piacere. Tenente Romney. Comandi. Tutti gli uomini pronti ai loro posti. Quick, onto the track! Quick, onto the track! Get going, get going! Get down! Get down! Everyone get up! Right now! Megafono. Sei pronto? Achtung! Achtung! Una raffica. In alto. Fuoco! Soldati tedeschi! Avete esattamente 30 secondi per sgombrare il piazzale e ritirarvi in silenzio nelle vostre baracche. In caso di rifiuto, noi apriremo il fuoco.
Vi avverto, se vi saranno altri disordini, spareremo direttamente su di voi. Sergente. Comandi. Domattina, sveglia alle 6. Bene, signore. Buonanotte, Marco. Buonanotte, signore. Il generale è qui? Sì, signore. È nel suo ufficio, signore. È arrivato da molto? Da circa un quarto d'ora, signore. Eccoti qua. Se mi avesse informato, generale, avrei mandato qualcuno a riceverla. Comodo, Erwin. La mia non è una visita ufficiale. Devo essere a Parigi domattina e così sono passato di qua per caso. Sono arrivato in tempo per godermi i tuoi fuochi d'artificio. Bello spettacolo, Erwin. Feriti? Ma no, signore. Una semplice azione dimostrativa. Ci hanno dato un po' di fastidi qui. Ho cercato di essere ragionevole, ma loro... Hanno fatto un po' di musica, lo so. Ho pensato non fosse il caso di informare il comando. Non ritenevo la cosa molto importante. Ai 2 disertori tedeschi? A questo ti riferisci? Sapeva già di quei 2. Credi che sarei arrivato dove sono se non sapessi sempre quello che capita? Ah, che tranquillità. Hai un sigaro, Erwin? Ho lasciato i miei in macchina. No, signore, mi dispiace, però ho delle sigarette qui. Non importa, lascia perdere. È tutto in ordine ora? Ah, sì, sì, non ci sono problemi. L'ufficiale di grado più elevato, il colonnello von Bleicher, è agli arresti. Ah, sì? Ascolta, figliolo. Se ho capito bene, quei 2 ti fanno pena, è comprensibile. Ma quello che noi rappresentiamo alla divisa, non ci pensi? Quello che devono rappresentare questi gradi, questi nastrini, i nostri principi, l'onore militare, valgono forse la pelle di 2 imboscati? Credi a me, se il mondo perde il rispetto per queste, è facile per un borghese riempirsi la bocca di paroloni. È molto facile, ragazzo mio, credimi. Al tavolo della pace conteranno le ragioni della guerra di domani. Sì, questa è la verità. Perciò un vero soldato non deve mai smobilitare. Siamo noi soli guardiani della pace. Va benissimo. Tutti d'accordo in teoria. La democrazia, la libertà, l'uguaglianza, i diritti, la tolleranza. Ma il problema è diverso. Tu dove credi che si nasconda il vero nemico per noi? Nel contagio dell'indisciplina, figliolo, che genera l'odio per la divisa. L'odio per tutte le divise. È necessario stroncarlo subito. Questo germe è pericoloso, non dimenticarlo. Allora, è solo per questo che abbiamo combattuto, signore. I nemici di oggi possono diventare gli alleati di domani. Accompagnami giù, sono molto in ritardo. Un ufficiale può vincere o perdere la guerra, ma se perde la faccia, perde il rispetto degli uomini che comanda. E allora è il principio stesso dell'autorità che va a farsi fottere. Capisci? Se lui è umiliato, è il suo grado che è umiliato. E anche tu, anche io, è come se venissimo offesi, umiliati con lui. Ma scusi, signore, i regolamenti non... Questo è affare tuo. Sta a te interpretarli. A meno che tu non preferisca passare la palla.
Sempre alla scuola militare tuo padre? Sì, signore. Quando scrivi a casa, salutalo da parte mia. È molto tempo che non lo vedo. Come sta? Durante l'ultima licenza l'ho trovato molto invecchiato. Non è più quello di una volta. Perché non gli scrivi che ti sei guadagnato la promozione? Non credi che gli farebbe piacere? Maggiore? Andiamo. La comunicazione ufficiale è già in viaggio. Ma intanto, se vuoi farti cucire i nuovi gradi sulla giacca, puoi anche farlo. Hai la mia autorizzazione. Grazie, signore. Credevi che fossimo i tuoi cari amici canadesi, eh? Brutto Pinocchio schifoso. Scommetto che stanotte ve la siete fatta addosso tutti quanti. Volevate i fucili e vi hanno dato solo le pallottole. E l'eroico colonnello, dov'era quando sparavano? Sotto la baracca, eh? Sergente? Sì? Perfetto, Malley. Grazie, signore. Spero che lei apprezzi questa tranquillità, colonnello. Un ufficiale tedesco al suo posto non avrebbe fatto di meglio. Immagino che voglia essere un complimento. In ogni caso, spero che adesso sia chiaro chi comanda in questo campo. Lei che ha le armi ed è pronto a farne uso. Maggiore. I miei rallegramenti. Lei gode la stima anche dei suoi superiori, vedo. Bene, può tornare nel suo alloggio. La mia jeep l'accompagnerà. C'è ancora un problema, Maggiore. La jeep aspetta, colonnello. Lei deve ancora dirmi... Non c'è niente che io intenda dirle. Mi rifiuto di tornare nel mio alloggio prima di sapere quello che lei ha deciso, Maggiore. Anche a me piacerebbe sapere cosa ha deciso il Maggiore per quel piccolo problema.
questo prete, Trevor? Ancora niente, signore. Se avete qualcosa da dire, fatelo subito. Non sono un disertore! Non sono un disertore! Firma, Schultz. Non voglio morire. Non voglio morire. Non così. Non così. La firma, Grauber. Grauber. Le consegno copia del verbale del processo, per regolarità, tenente. Vai. È questo il posto, tenente? Sì, è questo. Get down! Silence! Up! Get in line! Left! Turn! In linie! Antreten!
I fucili hanno un solo colpo in canna. Non dovete far altro che abbassare la sicura, mirare e premere il grilletto. Procediamo a queste esecuzioni per difendere lo Stato dai gravi delitti che questi due uomini hanno commesso. Essi sono stati condannati in base all'articolo 32 del Codice Militare. No, no! Porci! Assassini fottuti! Porci bastardi! Assassini! Assassini! Figli di puttana! Assassini! Bastardi! Assassini! La sua pistola, prego. Preferisce dare lei il colpo di grazia, tenente? Dammi il comando di divisione. Pronto? Qui il maggiore Miller, dal campo di Yemen. Vorrei lasciare un messaggio per il generale Snow, le spiace? Gli dica appena torna che adesso qui al campo è tutto in ordine. Grazie.